Va ora in onda Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze della pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Eccoci qua insieme, quando sono scoccate in simultanea con voi le 12:41, insieme c'è Miss X e c'è il grande Simone il bene amato, che pensa, io proprio sono un tontolone, adesso ti chiami come il nostro allenatore. Io per la poca simpatia che ho per Inzaghi non faccio i salti di gioia. Invece Simone è sicuramente un bel nome. Allora, convenevoli formulaici, per ricordarvi che questo è Che giorno è? Questa è Radio Libertà. La commissione interna ci ha comunicato che la temperatura in questi locali si è assestata a 24,3 gradi centigradi sopra lo zero. Poi parte come sempre l'abbraccio forte alla signora Carmela, alla signora Adriana Angela e alla signora Clotilde. Loro ci seguono, ma ci seguiscono anche dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, poiché questa è una radiovisione. Chi si abbona a Radio Libertà, come dico sempre, campa 100 anni. Meditate, gente, meditate. Gli altri supporti dai quali seguirci, ve li ricordo, sempre e comunque la Radio DAB, poi c'è il sito radiolibertà.net, il profilo Facebook indispensabile per orientarvi attraverso le nostre trasmissioni, Twitch, il social di ultima generazione, le applicazioni iOS Android che vi permettono con i vostri cellulari di seguirci ovunque voi siate sulla crosta terrestre. E poi ancora Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. Twitch, social di ultima generazione, può darsi che lo abbia già visto, ma noi vecchi ci ripetiamo. Poi YouTube, YouTube però singhiozzo. Di quel che c'è non manca nulla, e quindi passiamo a farvi la sinossi, come sempre, delle interviste che ascolterete inoltre la pagina a partire dalle 13:35. Voglio ricordarvi comunque i numeri di telefono, se volete far sentire la vostra voce senza filtri né censure, come dice il nostro claim: 02 92 94 7222. Io non so se si possa dire claim, ma lo dico lo stesso. Comunque questo è il numero, mentre per il WhatsApp 340 670 9659. Abbiamo temi diversi, molto diversi tra loro oggi, oltre la pagina, uno legato all'attualità, all'economia, dazi o non dazi, dazi amari. C'è sul Gazzettino, visto oggi, Dazio d'America con Trump. Allora, con Andrea Ropa, responsabile delle pagine economiche di QN, facciamo un po' il quadro tra gli allarmismi. Se tu leggi un certo giornale, chiaramente hai una visione, un altro magari si mette un po' più in disparte. Intanto Goldman Sachs prevede che come effetto potrebbe essere 3 decimi del PIL dei paesi dell'area Unione Europea. Poi gli analisti ipotizzano un influsso modesto temporaneo, cioè prevedono che si stabilizzeranno le cose. E Fabio Panetta, governatore della Banca d'Italia, si raccomanda: attenzione, andateci piano con il ribasso dei tassi.
Quindi c'è attendismo, no? Noi vediamo, da una parte si cerca di minimizzare, chi sta con Trump minimizza, chi sta contro Meloni, Salvini, enfatizza, e contro Trump anche ovviamente. Gli addetti ai lavori aspettano. Intanto abbiamo già avuto 4 anni con Trump, i dazi c'erano anche con Biden, quindi, bisogna capire le dinamiche come si sviluppano. Posso dirvi che si stanno cercando naturalmente, sviluppando, sono già, le associazioni stanno già sviluppando i rapporti con, i paesi, con i nuovi mercati. Si va dall'Arabia Saudita alla Turchia, molto interessante, Emirati Arabi, Vietnam, Serbia, Filippine, Brasile, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Messico. Poi altri ancora. Poi si prevede di implementare la presenza delle sedi all'estero e di stabilire patti sempre più stringenti con questi paesi per avere, come dire, la salvaguardia delle esportazioni. E con Andrea Ropa, se ne è occupato ieri l'altro, è nata la filiera italiana del nucleare. Voi sapete che a fine mese era stato stabilito il Consiglio dei Ministri, il quadro, credo fosse fine febbraio addirittura, il 28 febbraio, il quadro normativo per avviare le operazioni per venire il prima possibile ad aprire centrali nucleari anche in Italia. Ecco, il governo ha stanziato 200 milioni per entrare nella capitale di Nucleo, che è una società torinese che però ha sedi a Lione, a Parigi, a Londra, 1100 dipendenti, 400 in Italia, capitale di 537 milioni, fatturato pari a 50 milioni. Ne avevamo già parlato, adesso poi ognuno può avere i suoi pensieri sul nucleare. Io cerco di informarmi e poi informare voi, nel caso magari vi sia sfuggito. Le nuove centrali sono addirittura componibili e portatili, quindi portano con sé un dato di sicurezza molto elevato. Insomma, non stiamo parlando di Chernobyl, non stiamo parlando dell'incidente del 1979, credo, in Canada, quello da cui poi trasse ispirazione il film La sindrome cinese, o addirittura uscirono in contemporanea, si verificò questo incidente in una centrale canadese e era uscito il film che aveva praticamente, ripercorreva più o meno la situazione che si era verificata. Se vi rammentate, sindrome cinese, perché c'era un film con Jane Fonda e la sindrome cinese è la previsione che nel caso della rottura del guscio, insomma nel caso il nucleo forasse la base, forasse la centrale dove si trova, perforerebbe l'intero pianeta e sbucherebbe in Cina, sarebbe sbucato in Cina, nel caso Canada-Cina. Vabbè, questo era quello che si pensava del nucleare, sicuramente sono pensieri da aggiornare. E poi tutto si tiene, no, in questo caso, perché è uno sguardo al futuro. Poi ripeto, quelli che sono critici, lo ero da giovane io, quindi non posso dire sicuramente nulla a chi teme il nucleare. Io adesso no, anzi, ho cambiato idea, ho aggiornato, ma però non, quello che comunque la si può pensare come una misura che guardi al futuro. Ed è un paese strano dal quale guardare il futuro l'Italia, perché è un paese dove le aspettative di vita sono arrivate a livelli molto alti, 83,4 anni, è cresciuto di 5 anni rispetto al 2023. Però il minimo delle nascite 1,18, che fa un po' ridere, ma sono statistiche, le leggiamo così, 1,18 figli, è un po' fa specie dirlo, comunque 1,18 figli per donna supera il minimo che si era verificato nel lontano 1995, 1,19 figli per donna. Aumentano in modo pesante le migrazioni all'estero, 191.000, più 20%, più 20,5% rispetto all'anno precedente. Aumenta però l'occupazione, più 0,2, cioè 47.000
lavoratori in più nel 2024 rispetto al 2023. Nel febbraio del 2025, cioè l'altro mese, gli occupati sono aumentati addirittura di 567.000 unità, più 2,4% rispetto al febbraio del 2024. Il reddito annuale medio delle famiglie, e qui c'è un tasto dolente, perché è aumentato il reddito più 4,2, ma in termini nominali, perché in termini reali invece è diminuito, meno 1,6. Mentre gli individui a rischio povertà sono, come tra il 2024 e il 2023, sono il 18,9, non sono aumentati i poveri, anche se vi dicono il contrario. Inflazione è salita, questo non significa, cioè 18,9 sono una percentuale che non ho i parametri europei, ma comunque inaccettabile, anche se questo è il paese dove nulla è come sembra. Inflazione è salita al 2% a marzo 2025 rispetto a marzo 2024. Questo dell'inflazione è uno dei motivi per cui sono diminuiti i salari in termini reali. Poi è aumentato il carrello della spesa, appunto per conseguenza di questo aumento inflattivo, 2,1%. Poi abbiamo due temi, perché parleremo della figura cristologica che per il sottoscritto, che non è praticante ed è anche fortemente anticlericale e che ha la fede, lo dico per giocare a carte scoperte perché lo sapete come gioco io, è la figura più grande che abbia avuto il cristianesimo dopo Cristo. Stiamo parlando di San Francesco, perché Giorgia Latini la sentiremo in qui Parlamento, e lei vicepresidente della Commissione Cultura e Istruzione, ha visto approvare una sua iniziativa per portare la diffusione del Cantico delle Creature di San Francesco nelle scuole, perché quest'anno sono 800 anni dalla pubblicazione di quello che è il primo testo in la volgare eloquenzia, in volgare, cioè l'italiano primitivo, il primo testo di cui si conosca il nome e cognome dell'autore, in questo caso Pietro di Bernardone, che poi divenne Francesco. Ed è, magari mi sentirete un trasporto, un certo trasporto da parte mia, perché il Cantico delle Creature è un'opera mi era venuta una tentazione, scusate l'anacoluto, volevo comprare, ma spendere soldi, ma centinaia e centinaia di euro per prendermi un'edizione favolosa. E poi ho detto, se mi prende San Francesco, mi vede e mi dice, ma scemo, anzi, fratello Ciccio Barbò, cosa fai? Perché l'ho letto da ragazzino, piccolino, da bambino, e mi aveva incantato, perché il tono mistico ti porta ad avere un'immedesimazione molto forte. Io sto riportando quello che ho provato io, ma credo che possa essere condiviso con molti. Poi da adolescente è stato una scoperta di questa fratellanza universale, no? Quando sei bambino piccolo cogli il misticismo, quando sei adolescente cogli questo messaggio, fratello sole, sorella luna, che si sente molto e si comincia a vederlo anche. Quando l'ho letto da adulto, prima dei 30 anni, ne ho tratto anche un insegnamento, perché poi da adulto completi le tue letture, leggi anche il percorso politico che ha fatto San Francesco d'Assisi, e vedi come questa figura, perché ho detto la figura cristologica più grande dopo Cristo, anche se le gerarchie sono sbagliate, perché lui come Cristo ha dato l'esempio. Lui era, se vogliamo, un ambientalista ante litteram, no? Un vegano si direbbe oggi, ma non andava a fare l'isterico, non andava ad attaccare tutti quelli che non seguivano i suoi insegnamenti, ed era talmente immenso questa figura, è stata così immensa, che non è andato come un cretino, come un fanatico allo scontro con il Vaticano. Poteva essere cancellato perché lui era visto come eretico. Ancora in anni più recenti so che c'erano le analogie, il Vaticano studiava le analogie tra le prime comunità francescane e i primi centri comunisti, pensate un po'.
lui non è andato allo scontro, ma è andato a dialogare col Papa, e il Papa lo ha riconosciuto, ha capito che era rischioso, anche perché questa figura aveva veramente convinto, aveva costruito, la parola giusta non è potere ma un seguito sì, e quindi il Papa ha cominciato a, diciamo, entrare in trattative. Non sono uno storico, quindi una ricostruzione così. Quindi secondo me portare nelle scuole, anche perché ho paura, poi ne parliamo con Giorgio Latini, ho paura che mentre quelli della mia generazione al Cantico dei Canti ci fosse una lettura indicata nelle scuole medie, e poi anche le superiori, mi ricordo, eccetera, e poi ti resta e magari se hai voglia lo leggi come ho fatto io anche da adulto, e ho paura che forse si sia perso, e quindi adesso questa diffusione mi sembra particolarmente positivo come fatto, e ne parleremo appunto con l'onorevole Latini. E adesso invece scendiamo nello schifo, scendiamo nella melma, anzi lo dico, Francesco che era santo mi perdonerà, scendiamo nella merda più schifosa, perché scendiamo nella pedopornografia, scendiamo nelle applicazioni che hanno portato addirittura ai suicidi. Parliamo anche di questo, non c'entra con la pedofilia, però stiamo parlando del dark web, stiamo parlando delle situazioni internet, stiamo parlando dei social, stiamo parlando di queste realtà che ormai sono in mezzo a noi da 20 anni e più, che nascondono rischi spaventosi, perché non sono visibili, diventano invisibili. Questa parleremo con Marco Pietro Lombardo di questa app che ha portato Elopal, si chiama Elopal. È un'app che è come la via dell'inferno lastricata dalle buone intenzioni, perché è un'app che mette in condivisione le persone che hanno i tuoi stessi gusti, le persone che usano i tuoi stessi toni, puoi selezionare, eccetera. Qual è il rovescio della medaglia? Che per il rispetto della privacy possono nascondersi più facilmente che altrove i mostri. E quindi ci sono anche i mostri, che possono essere anche i compagni di classe di una tredicenne, come è successo a Parma, a Modena. Per fortuna i genitori se ne sono accorti, in un altro caso invece la ragazza si è tolta la vita, e queste persone cominciano a insultare, che muoia dissanguata, bruciamola, fa schifo, eccetera. È il collegamento che faccio da questo Elopal, che non c'entra niente, ma è un collegamento per parlare dei grandi rischi, visto che Marco Pietro Lombardo ha anche un sito tra me e Thatcher, dove si occupa proprio di tecnologia, della più sofisticata tecnologia, perché proprio oggi, l'ho letto oggi, questa mattina prima di venire qui, l'ho stampato adesso, è stata scoperta una rete nazionale di pedopornografia, e nel dark web ci sono centri che si chiamano Wikipedo, e pensate, c'è un sito, una piattaforma che si chiama Kidflix. Avete capito? È inutile che stia. E allora, ripeto, Elopal è un discorso, qui siamo da un'altra parte, però Elopal, i rischi che i social possono portare, non per la responsabilità intrinseca della app in questo caso, ma bisogna veramente capire che possono esserci dei rischi. Mentre qui il dark web, anche il web, internet, è un merito, è positivo, però appunto può nascondere dei verminai difficili da trovare. Intanto sono state arrestate 4 persone e 15 sono indagate. Ci sono un disoccupato di Foggia, cioè qui è proprio è trasversale.
alle regioni e ai lavori, a un disoccupato 27enne di Foggia, un informatico 49enne di Biella, un operaio di 22 anni di Caserta, un massaggiatore 36enne di Pesaro Urbino. Gli indagati hanno un'età tra i 22 e i 27 anni, ci sono operai, impiegati, professionisti, c'è addirittura un esercente della professione forense. Mi fermo con questo schifo, ne parleremo, sentiremo i consigli che ci darà Marco Pietro Lombardo. Sono le 13, quindi stop! Il 5 e 6 aprile, nella Fortezza da Basso di Firenze, si terrà il Congresso Federale della Lega. L'evento inizierà sabato alle ore 14 e domenica alle ore 9. Radio Libertà trasmetterà la diretta con collegamenti, commenti e ascolteremo le vostre opinioni. Partecipa anche tu. Seguilo con noi. Il 5 e 6 aprile, Congresso Federale della Lega. Ascoltiamo l'Italia. Realizziamo le idee. Dal produttore al consumatore, Sicurbet produce impianti d'allarme per case, negozi, uffici e capannoni e oggi ti presenta Dialogos, l'unico antifurto senza fili che ti permette di rimanere in casa d'allarme inserito e a finestre aperte. Sicurbet offre l'impianto d'allarme senza fili a partire da €950 con 2 anni di garanzia integrale. Telefonate subito al numero 348 71 59 492 per conoscere Dialogos e alle prime 5 telefonate il combinatore telefonico è in regalo. Eccoci in simultanea, sono scoccate le l'avvicendamento dopo Simone è subentrata la magnifica Sveva splendidamente sulla torre di comando in regia tecnica, le linee sono sempre aperte come vi ho già detto e vi ho già anche, ricordato gli argomenti che tratteremo in oltre la pagina, cioè tra mezz'ora, poco più di mezz'ora. Adesso ci sono i genetriaci veri e propri, ci sono i rilevamenti demoscopici, naturalmente, i sondaggiati, e poi c'è anche la musica per voi. Il primo assaggio che avete avuto, Doris Day, che sarà? Doris Day è stata la ragazza della porta accanto, è stata molto. Tra l'altro lei si chiamava Doris Kappeloff, è di origine tedesca, è molto famosa negli anni 60-70. Qui
lei è stata anche famosa come cantante, soprattutto negli Stati Uniti, ma questa canzone si caratterizza per essere presente in un film di Hitchcock. Lei è la protagonista che a un certo punto si mette a cantare questa canzone perché c'è il figlio rapito nascosto in un locale, credo di un teatro, qualcosa del genere. Lei canta perché così il figlio senta la canzone e dia un segno di dove si trova. Grosso modo era così. Allora, i genetriaci del 14° giorno di Germinale o Germinal, mese del calendario repubblicano, mentre per i gregoriani, per tutti, è un giovedì, sì, perché ieri ha giocato l'Inter, mercoledì io uso l'Inter come riferimento di calendario. Zoibe, 3 di aprile, anno domini 2025, che dir si voglia. Ieri ho già commesso 2 topiche nelle ultime 2 settimane. La settimana precedente avevo annunciato una intervista che si sarebbe verificata il giorno dopo. Ieri mi sono sbagliato e avevo parlato della festa del Friuli. No, la festa del Friuli oggi, il 3. Venne costituito il principale ecclesiastico di Aquileia, feudo diretto del Sacro Romano Impero, sotto il controllo del patriarca Sigeardo di Beilstein. Quindi oggi è la festa del Friuli, che si celebrerà nelle piazze domenica 6, perché si sposta appunto al primo giorno festivo successivo alla data del 3 di aprile. Secondo me, se io parlo da Veneto, mezzo friulano, ma la mia metà veneta che parla alla mia metà friulana, secondo me dovremmo prendere e rivendicare in nome dell'identità, identità come appartenenza, come origine, come radice, non come contrapposizione. Se sai chi sei, poi sai meglio dove vai e vai più lontano. E secondo me bisognava festeggiare oggi, magari con i negozi. I negozi ormai tengono aperto, ma chiudendo gli uffici pubblici, le fabbriche, dando proprio un giorno di festa, come si fa il 2 di giugno. Non si celebra il 2 giugno, bene, si celebra il 25 aprile, il 1 maggio. Bene, in Friuli si celebra il 3 aprile, qui in Lombardia non mi ricordo più, c'è il giorno della festa della Lombardia e non si celebra. Io vorrei che tutte le regioni, tutti i territori avessero il loro. Si festeggia, si sta a casa il giorno del patrono locale in ogni città. Non vedo perché non si debba fare qualcosa di questo genere. Sarebbe un modo per non perdere le radici e per non dissolversi in questo mondo 3.0 ormai che ci circonda. Queste sono comunque sono opinioni mie personalissime che metto in condivisione. Poi abbiamo un attore che ha avuto 2 nomination ma 0 Oscar, era Ashley in Via col vento, lui è Leslie Howard. E Doris Day, l'ho già detto, anche lei ha avuto una nomination, 0 Oscar, una nomination, 0 Oscar per Carlo Lizzani, il famoso, lui non fa parte dei supernomi, gli Antonioni, Fellini, i Visconti e Rossellini, che De Sica, però è stato, c'era talmente una crema, c'era talmente un gruppo di registi eccezionali e bravi che magari lui è finito più in secondo piano, ma è stato sicuramente un grandissimo anche lui, Carlo Lizzani, che ha ricevuto una nomination per la sceneggiatura di Riso Amaro. E poi abbiamo per molti il più grande attore di tutti i tempi, il più sexy, ha avuto 8 nomination e 2 Oscar, ha detto non paragonare mai lo stipendio al talento. Sto parlando di Marlon Brando, che secondo le cronache insomma ha avuto una vita davvero formidabile, così come a quanto pare secondo i pettegolezzi erano formidabili i suoi appetiti sessuali, non c'era nulla
che non si muovesse e che non finisse a letto con lui. Pare addirittura, secondo una biografia non autorizzata, che lui abbia cominciato portando a letto la mamma. Ha iniziato con una relazione incestuosa con la madre, poi l'insegnante, poi maschi a bizzeffe, James Dean, che lui si divertiva a brutalizzare, eccetera, eccetera. Quindi una figura davvero molto... una figura che resiste anche a 21 anni dalla morte, perché vedo che ancora insomma i giovani che sono nati anche dopo di lui, dopo la sua morte, o che comunque quando lui è scomparso era già uscito dai radar come grande divo. Mi ricordo un film, lui era anche ingrassato moltissimo, mi ricordo un film per la regia di Johnny Depp, molto bello, bellissimo, con Fade You Know Way, è già lo stesso Johnny Depp, però ormai appunto era uscito dai grandi circuiti, però il mito è rimasto proprio intatto. Basta vedere le foto, le foto di quando era giovane, e lui ha sempre ragione. Poi abbiamo Helmut Kohl, è stato cancelliere dal 1982 al 1998, quindi hai voglia, una delle figure che hanno caratterizzato gli anni 80 e 90, i grandi politici che hanno portato all'Unione Europea, che poi invece è stata tradita da quelli che sono venuti dopo di loro, perché Mitterrand, Kohl, ma lo stesso Craxi, secondo me, e poi anche, io non l'amo per certe cose che ha fatto, ma è stato sicuramente una grande figura politica. Sto parlando di Margaret Thatcher. Quindi ci sono stati, e prima di loro c'era Adenauer, comincia tutto con De Gasperi, eccetera. C'è stato un percorso iniziato nel secondo dopoguerra, che è arrivato agli anni '80, con grandissimi politici. Mitterrand forse è il mio preferito. Poi Mario telefona per dire no, basta i francesi, giustamente, per carità. No, ma sto parlando poi purtroppo sono subentrate figure che hanno cominciato ad andare verso altre direzioni, a partire da Tony Blair, che secondo me ha cominciato a dare un indirizzo economico e sempre meno politico, e poi abbiamo Romano Prodi dà un indirizzo all'Unione Europea che non era quello originario, che non era quello di Mitterrand, che non era quello di Craxi, che non era quello di Helmut Kohl. E quindi sto parlando di quell'anziano esponente del patriarcato che brutalizza le giornaliste che gli fanno domande scomode, o anche chiunque, insomma. Non è quello l'indirizzo che avrebbe dovuto avere l'Unione Europea. E la stessa Angela Merkel, che ha secondato. Poi abbiamo, anche lei la sentiremo, perché anche lei è stata cantante, è stata attrice, è stata presentatrice, un personaggio pubblico molto molto amato, di grande bellezza, di grande classe. L'unico difetto è che era belga, ma possiamo considerarla francese. Stiamo parlando di Catherine Spaak, che offrì anche un saggio di interpretazione interessante nel famoso film Il Sorpasso, quello con Vittorio Gassman, il film di Dino Risi, un film seminale del cinema italiano del secondo dopoguerra. Poi ancora rimaniamo, anzi qui ci spostiamo decisamente nello spazio dedicato alla recitazione. Una delle muse di Pedro Almodovar è scomparsa lo scorso anno. Sto parlando di Marisa Paredes, Todo sobre mi madre, e anche altre. Lei non c'era, però, se non sbaglio, non era nel cast di Donne sull'orlo di una crisi di nervi, che è il film che diede celebrità sovranazionale a Pedro Almodovar negli anni '80. Poi abbiamo un autore molto amato, probabilmente ha creato un personaggio che ha contribuito in modo fondamentale a far uscire il fumetto dal ghetto, non più i giornaletti. Ha creato un personaggio estremamente pop,
estremamente pop, che è stato addirittura poi ripreso anche dal cinema, che ha avuto merchandising, oggettistica, ne ha tuttora. Stiamo parlando di Dylan Dog, il suo autore è Tiziano Sclavi, quindi diventa un fumetto pop ma anche colto, con riferimenti anche politici, d'attualità, il sesso, però mai con volgarità, sempre con lo spirito giusto. Quindi sicuramente da Broni, Pavia. Ha detto Tiziano Sclavi, 3 cose che mi fanno orrore? Mi dispiace, ne conosco una sola che mi fa orrore: tutto. E poi abbiamo un figlio d'arte, non nel cognome del padre, addirittura un doppio figlio d'arte. Sua madre Lucia Bosè è stata una grande attrice, credo anche Miss Italia, mentre il padre Luis Dominguin è stato uno dei più grandi toreri di Spagna. Lui è Miguel Bosé, e poi che appunto ha preso il cognome però della madre. E poi abbiamo l'attore che è incappato in una brutta disavventura uccidendo un componente, un costumista, per errore, a quanto pare. Alec Baldwin non gli ha portato bene prendere in giro anni fa, quando Trump si è insediato per la prima volta. Lui ne faceva un'imitazione molto popolare negli Stati Uniti, non gli ha portato fortuna. C'è una frase in un suo film: vi augurerei buona fortuna ma voi buttereste via anche quella. Comunque ha ricevuto una nomination ma 0 Oscar. Prima di concludere i genetrici c'è una telefonata, quindi sentiamo chi c'è dall'altra parte della cornetta. Sono io, signor Pellegrini, buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi volevo intervenire sui rischi dei soldati europei in Ucraina, perché sta guerra continua anche se è intervenuto Trump, ma mi sembra che faccia poco. Allora, secondo me non è il nome di un gruppo di boy scout, signor Pellegrini, è quello di soldati armati appartenenti, secondo me, a paesi europei che verrebbero impiegati in Ucraina. Ne hanno parlato al vertice di Parigi su proposta di Macron e di Starmer il 27 marzo. Allora, secondo me uno può essere d'accordo o meno, non so cosa ne pensa lei. Allora domandiamoci come dovrebbe considerare la Russia tutto questo dal suo punto di vista, se non come una quasi dichiarazione di guerra di fatto, anche se non, secondo me, formalmente dichiarata. Se poi la Russia malauguratamente colpisse, come potrebbe capitare nella prosecuzione della guerra, i soldati francesi e inglesi, considerandoli a quel punto a tutti gli effetti i suoi nemici, come reagirebbero la Francia e il Regno Unito, oltre che l'Europa nel suo insieme? E questo invece che contribuire a spegnerla, è questo che aiuta davvero l'Ucraina. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni fa bene e vede giusto lasciando fuori l'Italia. E ci vorrebbe, secondo me, termino, un dibattito in Parlamento su questa cosa. La saluto e buona giornata. Grazie anche all'ascoltatrice Lisetta. Io ricorro, come faccio quasi sempre ormai, a Soran, e ho trovato questo suo aforisma: il flauto porta i miei rimpianti verso tutte le donne che ho inventato nel presentimento nostalgico di altri mondi, ed è sempre il flauto a rivelarmi un'esistenza che si infrange contro tutti gli istanti. E allora andiamo. Allora, questo intervento, signora Lisetta, mi dà anche il destro per dare un'occhiata facciamo un refresh delle ultime notizie, contemplando le nostre fonti, le nostre agenzie, a partire dall'ANSA. L'Europa pronti alla guerra commerciale, Berlino, impatto simile all'invasione dell'Ucraina. Reagiremo a mente fredda, nulla escluso, dice il primo ministro britannico Starmer. Forti critiche anche da Cina e Giappone. JP Morgan a rischio di recessione mondiale, nuovo record dell'oro. Meloni riunisce i ministri, task force sui dazi a Palazzo Chigi. Salvini, troppi limiti dall'Unione Europea.
Borse europee giù ma non crollano, colpiti lusso e tecnologia, attengono le auto. Andiamo all'apertura del Corriere. Paura per Brignone, brutta caduta durante il gigante in Val di Fassa, portata in ospedale in elicottero, si teme la frattura della tibia. Forza Leonessa, anzi Tigre, che Leonessa per me è proprio intanto auguri, poi sembra che le fuoriclasse assolute, Goggia e Brignone, sono due forze della natura, al di là, a me importa nulla che siano italiane, sono due forze della natura e hanno anche però questa sfortuna che superano sempre, sembra che le renda più forti, veramente. Il luogo comune che se cadi ti rialzi più forte di prima, è un luogo comune, se cadi ti fai male, fai fatica a rialzarti. Quando hai caratteri di questo genere, e qualcuno potrebbe anche suggerirmi che le donne hanno più carattere da questo punto di vista degli uomini. Direi che non è così importante, però sicuramente è significativo, della forza che hanno le donne. Poi io direi che a livelli sportivi così alti e la forza sono dei campioni, è la forza dei campioni a prescindere dal genere. Però auguri. No, dicevo, quanto mai indicato questa ragazza, la figlia di Nina Aquario, che io da ragazzo pensavo fosse Nina Aquario, invece Ninna, che è un diminutivo, Quario il cognome. Quanto mai indovinato, la tigre, lei ha questo casco bellissimo, sono bellissime le foto quando lei è china per partire per la gara e si vede la tigre, e poi quando la vedi che ride che hai vinto, non c'è più differenza tra lei e il casco. Allora, Dazi, Meloni convoca una task force, Berlino, impatto simile all'invasione russia dell'Ucraina. Cosa c'è scritto nella tabella mostrata da Trump? Perché i calcoli sono sbagliati. E poi andiamo su Dagospia, diplomatici americani, tenetevelo nelle mutande, la direttiva per non far cadere nell'honey trap i funzionari statunitensi che lavorano in Cina. È vietato ogni tipo di rapporto sessuale o romantico con i cittadini del dragone. Lo scandalo della ginnastica italiana diventa un caso internazionale. La Gymnastic Ethics Foundation di Losanna ha chiesto gli atti e ha aperto un fascicolo sul direttore tecnico della ritmica Emanuela Maccarani, appena licenziata. L'Italia della ginnastica è sotto pressione per l'indagine aperta dalla Procura Generale del CONI e per le frasi sessiste del neopresidente Facci intercettato al telefono con l'allora numero uno Tecchi, rischia la squalifica. Toghe Meloni, la resa dei conti in Parlamento, arriva in aula alla Camera la riforma targata Fratelli d'Italia che rivede e limita i poteri della Corte dei Conti, prevista una riduzione dei controlli e dei risarcimenti per il danno erariale compiuto dagli amministratori pubblici e un nuovo super procuratore che può avocare a sé le inchieste. I giudici contabili protestano, ci saranno gravi ricadute sui cittadini che hanno il diritto di avere un giudice garante del corretto utilizzo dei loro soldi. Elton, zitto e mosca, la procura generale russa dichiara indesiderata la Elton John Hayes Foundation, sostenendo che promuove relazioni sessuali non tradizionali, modelli familiari occidentali e riassegnazione di genere. E poi vediamo se ci sono. L'intelligenza artificiale sta ammazzando Wikipedia, l'enciclopedia online lancia l'allarme per l'aumento di traffico dovuto ai programmi di IA che estraggono i contenuti multimediali dei siti web per addestrare i bot. La nostra infrastruttura è costruita per sostenere i picchi di traffico improvvisi durante eventi di grande interesse, ma la quantità di traffico generata dai bot è senza precedenti e presenta rischi e costi crescenti. Oggi fermiamo per un'altra musica per voi e poi andiamo a concludere con i sondaggetti.
Sì, allora andiamo con i rilevamenti demoscopici, alias i sondaggetti. Abbiamo noto sondaggi. Intenzioni di voto. Abbiamo Fratelli d'Italia 30,30, 0 non si dice, 30, tondo, tondo, tondo. Poi abbiamo Lega 8,5, Fratelli d'Italia 9, Noi Moderati 1,5, poi abbiamo il PD 22%, i 5 Stelle 12,5, l'Alleanza Verdi e Sinistra 7, mentre Più Europa è al 2. Togliamo la condivision e passiamo alla seconda parte, sempre noto sondaggi. E abbiamo Azione, ovverosia Calenda 2,5, Italia Viva Renzi 3, poi altri 2 e l'astensione in questo caso è diminuita in modo sensibile rispetto alle ultime elezioni perché si parla di un'astensione pari al 42%. Non sempre mettono in evidenza. Mi sembra la Duma, non so se sia rimasto, la Duma prevede lo spazio di seggi vuoti in corrispondenza a chi non è andato a votare. Allora, togliamo anche questa condivisione perché ormai sono le 13:29 e quindi stiamo andando verso l'intervallo e stiamo andando verso oltre la pagina. Allora, non ci sono altri aggiornamenti. Si parla di dazi, poi adesso si parla di questo incidente alla sciatrice Brignone e poi vi ho riportato. Se vi interessa, ne parla Dagospia. Uscirà il nuovo modello il 5 giugno. La Switch 2, il nuovo modello, costerà 469 euro, avrà lo schermo più grande, sarà molto più potente per gli appassionati. Allora, adesso ci fermiamo. Tra 5 minuti il primo ospite e parleremo appunto di queste app e di questo mondo, questo dark web così pericoloso. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Va ora in onda Oltre la pagina. Oltre la pagina Radio Libertà, e subito iniziamo, abbiamo in collegamento telefonico, sto parlando di Marco Pietro Lombardo, firma del giornale, titolare anche del blog Tra me e te, tra me e Tic. Eccoci qua. Eccoci Marco. Allora, in Buongiorno. qualità di esperto, di appassionato di tecnologia, ti sei occupato di questa app HelloPal per il fatto che sono successe con la tradizione di Modena. Ho detto: l'inferno lastricato dalle buone intenzioni, un'app che dovrebbe metterti in contatto con persone che ti sono affini, che però permette anche invece, ospiti diciamo, indesiderati e più pericolosi. Questo mondo che presenta delle opportunità ma anche grandi rischi, come andare incontro? Perché la macchina è pericolosa, pesa 1 tonnellata, ma c'è il codice della strada, c'è la patente, non esiste ancora un quadro per orientarci, Ma mi sembra. sai, il Prego. problema fondamentale è che tutte le app sono lastricate di buone intenzioni e il problema è come si usano e quali sono gli sviluppi, no? Il mondo digitale non è diverso da quello reale, no? Io cerco sempre di spiegarlo anche ai ragazzi, che come dicevano le nostre nonne, non accettare le caramelle dagli sconosciuti, è un concetto che vale anche nel mondo digitale. Però purtroppo i ragazzi che sono nati digitali non colgono questo pericolo. E quindi poi finisce che molto spesso questo utilizzo distorto della tecnologia crea anche problemi gravi, tragedie o cose di questo genere su magari ragazzi che sono più sensibili e non hanno gli anticorpi per maneggiare questa cosa. E tu mi chiedi come fare. Come fare? L'unico modo in cui tu potresti fare è fare una riforma seria su queste cose e cominciare a spiegare ai bambini delle elementari che cos'è la tecnologia e come va affrontata e come poi va utilizzata quando si diventa più grandi. L'unico modo è questo. Io non ne conosco altri, perché è inutile mettere filtri che tanto si possono saltare o controlli che finiscono in un secondo finiscono per essere aggirati. Ci vuole educazione. Di sicuro allora Marco non esiste la ricetta, la parola magica, però vedevo anche oggi notizia tremenda: il dark web ha scoperto una rete di pedopornografia sul dark web. Pensa che c'era la piattaforma Kidflix e l'altra Wikipedo. E allora quello che ti domando è questo: a cosa cioè ci si sta preparando? Perché comunque finora penso di poter dire che i fatti più tragici fanno parte purtroppo dei rischi, fanno parte anche degli imponderabili, fanno parte di quello che può succedere, ma è talmente vasto, è talmente incontrollabile questo mondo che potrebbe essere sovrastante, potrebbe essere irrefrenabile nei suoi dati negativi. Ci stiamo preparando, secondo te? No, ma infatti è questo che sto dicendo io, non ci stiamo preparando per niente. Non ci stiamo preparando perché immaginiamo, il discorso è, signora mia, che pericoli che ci sono nel mondo, ma quando noi andavamo a scuola i pericoli ci venivano, come dire, raccontati. Poi dopo a scuola e anche in famiglia, perché poi bisogna anche parlare di una cosa che è sfuggita di mano anche ai genitori.
perché quando è nata la tecnologia i genitori che hanno scoperto l'hanno scoperta e che non sono tecnologici pensavano di entrare in un magico parco giochi ai quali si poteva fare tutto, e tanto tutto era bellissimo, e hanno lasciato mano su queste cose anche poi ai figli. Guarda che io lo dico sapendo di aver fatto tanti errori pure io, perché non è che lo dico accusando gli altri e io invece sono il genitore perfetto. Purtroppo noi ci siamo ritrovati in una rivoluzione tecnologica che non abbiamo saputo maneggiare, perché è stata talmente veloce che non abbiamo capito subito quali fossero i pericoli e quali fossero le opportunità. E questo purtroppo è un'educazione che va data ai bambini, dai nuovi, diciamo, cittadini digitali, andrebbe data anche ai genitori molto spesso, e questo è un altro discorso, non gli si può obbligare, ma se tu invece vai a scuola, secondo me questa cosa va insegnata da subito. Io una volta a una mia studentessa ho chiesto che lavoro volesse fare nella vita, lei, studiando in una università che parla di moda, mi ha spiegato che lei ambiva a fare la stilista, e allora io le ho chiesto perché invece guardando il suo profilo Instagram sembrava che volesse fare la modella di bikini, perché c'erano solo foto ammiccanti in costume da bagno. Cioè, capisci che queste cose qua i ragazzi non ci pensano, perché poi quello che non sanno è che quello che loro pubblicano oggi è il loro passaporto per il futuro. Perché molte aziende ormai invece di guardare il curriculum guardano i profili Instagram o TikTok per capire se una persona è affidabile oppure no. E quindi, però, se nessuno glielo dice, questi ragazzi, come fanno a capirlo da soli? Ecco, difatti appunto rispondere a una rete con una rete. Ti faccio l'ultimo, so che devi andare. Oggi purtroppo è una giornata sì. Ma ecco, a me tanto mi hai dato già un principio di risposta o di spunto interessante. Dunque, gli orchi sono sempre esistiti. Non hanno mai avuto però capacità di spostarsi e di diffondersi come quelle che ci sono adesso. Una volta l'orco lo si affrontava anche a partire dalla famiglia. Mi ricordo un mio amico, c'era il vicino di casa della nonna pedofilo, e lo hanno beccato la nonna e la mamma di questo mio amico, e insomma lo hanno messo, diciamo, lo hanno conciato molto bene, ecco. Gli hanno insegnato che così non si faceva. Qui è un principio molto basico, no? Di autodifesa, però anche quello forse bisognerà riscoprire. L'autodifesa. Però il problema fondamentale è che l'orco di cui tu parli aveva un nome, un cognome, un indirizzo, e sapevi una volta scoperto dove andare a trovarlo. Gli orchi di oggi non hanno né nome, né cognome, né indirizzi. Sono nascosti in un mondo in cui si possono celare dietro in 1000 nickname piuttosto che profili falsi, piuttosto che. E questo è il punto. E qui la difesa può essere solo l'educazione nell'utilizzo del mezzo, nel far capire, guardate, che non è tutto felice, non è tutto bello, non è tutto sorrisini e foto con la boccuccia a cuore. Lì dentro, cioè, in questi giorni, ti faccio un esempio, in questi giorni tutti stanno facendo queste immagini fatte con lo studio Ghibli del maestro Miyazaki. Tu vai su ChatGPT e gli dici: guarda, ti metto qua la mia foto, mi fai l'immagine a fumetto come la farebbe lo studio Ghibli? E tutti l'hanno fatto benissimo, bellissimo, molto divertente, ma così OpenAI in questo momento ha l'immagine di milioni di persone che hanno messo lì la loro fotografia e può farne quello che vuole, e purtroppo questo tipo di attenzione non ce l'ha nessuno. Difatti vedo, e chiudo, so che ci sono anche avvocati che seguono queste situazioni, militari, ufficiali di polizia, di carabinieri che ti dicono non mettere la foto dell'avatar, no? In WhatsApp. Io sono da anni che dico: non mettete la foto dei vostri figli minorenni su Instagram, su TikTok. È pericoloso, però è difficile farlo capire. Molto difficile se non c'è un'educazione alla base. Ecco, per dare l'idea del come il problema sia difficile da scalare, è che a me è capitato un collega che lui mi diceva non attenti, non mettere, eccetera, e poi l'ha messa, invece nel suo avatar c'era. Esatto, quindi capisci che siamo a questo punto qua.
Allora, intanto ringrazio Marco Pietro Lombardo e a risentirci con presto. più calma la prossima volta, sicuramente. Senz'altro, ti ringrazio. Buona giornata a tutti. Salve, grazie ancora. Allora, andiamo avanti, abbiamo sempre linee aperte, aggiornamenti e volevo riprendere allora questo caso di pedopornografia. C'è Maurizio ci ha mandato un WhatsApp per rispondere a una domanda di rassegna stampa. Non ci sono candidati e non sentiremo nemmeno interventi di critica perché Salvini dà stipendi a tutto un gruppo intoccabile e pertanto inamovibile. È sempre caustico Maurizio. Pertanto è inutile candidarsi, ma speriamo almeno interventi onesti dopo 8 anni con gli stessi uomini, che dal 34 siamo passati all'8%. Mi dici chi lo ha fatto? Allora, la Lega, Maurizio lo sai meglio di me, è un movimento che nasce con intenti rivoluzionari, quindi è un movimento leninista, verticista. C'è il capo e gli altri devono seguirlo, perché non c'è tempo da perdere in discussioni. Se leggi il Che fare di Lenin, te lo spiega proprio. Lenin era un genio, poi il comunismo no, decisamente. Quindi è rimasta questa impronta, insomma. Quanti anni è stato segretario della Lega, prima la Lega Lombarda, poi Lega Nord, Umberto Bossi, senza che nessuno avesse nulla da obiettare. E non sto dicendo che questo sia l'optimum, ma mai così che in tutti questi anni le cose sono formate in Lega. Poi rimane sempre aperta la domanda, ma non sarebbe meglio? Questo non so se sarebbe, non si possa dire sarebbe meglio, sarebbe peggio, perché questa è la natura della Lega. È come se anche i partiti avessero il loro genius loci, e questa, perché poi si struttura così. Anche se tu vedi, adesso io ho perso di vista, quindi sto parlando di cose che ormai non conosco più, come magari sicuramente conoscevo molto meglio 10 anni fa, però anche nelle sezioni locali, le sezioni cittadine, il segretario comanda e gli altri, il segretario dispone e gli altri lo seguono. Questo proprio è il modello che appartiene alla Lega, e che quando tu entri a far parte della Lega in qualche modo accetti implicitamente. Questa è una risposta onesta, Maurizio, ma te ne do una migliore. Ti do una risposta di Sioran, che è sicuramente più idoneo. Un pensiero che non commuove un lebbroso ha un legame con la solitudine. È un libro che non può essere dedicato al ricordo di Giobbe. Qui un Sioran quanto mai è enigmatico. Conosco bene che il fare di Lenin, grazie delle risposte che dai, altri censurano. Rimaniamo menti vigi, scrive Maurizio. Allora me lo confermi, è una lettura, non è facile il Che fare. Alla fine, cioè, o diventi comunista convinto o diventi anticomunista convinto, ma però è un testo per chi, secondo me, per chi vuole fare politica, per chi è appassionato di politica, è un testo che ti dà riferimenti di conoscenza, e non solo per la politica. Vabbè, andiamo. Allora, volevo leggere, perché su questo io tanti anni fa sono stato che processato, avevo fatto una battuta su una bambina ucraina che è disabile, eccetera, e insomma ero diventato una specie di mangiabambini, di orco mangiabambini. Infatti a me i bambini non piacciono, però guai a chi me li tocca. Io da questo punto di vista sono molto sensibile, e guai, cioè proprio lì non accetto, perché il bambino è l'innocenza, e tu non mi tocchi l'innocenza. Io ho smesso di essere innocente da tanto, però da bambino lo ero, perché è un bambino felice, che è una disgrazia, perché poi quel tipo di felicità lì non la potrei mai più provare, mai, è impossibile, è proprio tecnicamente impossibile. Però appunto, a maggior ragione,
io un bambino, per me, io odio i bambini, tra virgolette odio, per me il bambino è sacro. In questo mi sento molto 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 cristiano. Venite ad me parvulos. E allora, e quindi sono anche, non so se essere diciamo contento perché sono stati scoperti, o essere furente per il fatto che esistano questi orchi. Allora, rileggiamo dall'ANSA: vasta operazione nazionale della Polizia di Stato contro lo sfruttamento sessuale dei minori online, coordinata dalla Procura di Napoli. 4 persone sono state arrestate e 15 indagate per detenzione di ingente materiale pedopornografico. Sequestrati numerosi wallet di criptovalute e dispositivi informatici con decine di migliaia di file illegali. Tra gli arrestati il disoccupato 27enne di Foggia, quello, ve lo ripeto, quello che ho letto prima, informatico 49enne di Biella, operaio 22enne di Caserta, un massaggiatore di 36 anni di Pesaro. Tra gli indagati hanno un'età tra i 22 e i 67 anni, ci sono operai, impiegati, professionisti, c'è anche un esercente la professione forense. Gli investigatori della Polizia di Stato del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online nelle indagini sono stati affiancati dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli, sotto stretto coordinamento investigativo della 4ª sezione della Procura della Repubblica di Napoli. Reati contro le fasce deboli della popolazione, procuratore aggiunto Raffaello Falcone. Disposte anche perquisizioni personali, locali e informatiche su tutto il territorio nazionale, eseguite dai centri operativi sicurezza cibernetica di numerose regioni. Le regioni sono la Lombardia, il Lazio, il Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Puglia, Veneto e Sardegna. La cooperazione con le autorità inquirenti tedesche nell'ambito di una più ampia operazione coordinata da Europol e le analisi delle blockchain hanno consentito di identificare i soggetti che hanno effettuato diversi pagamenti in criptovaluta per accedere alla piattaforma nel dark web denominata Kidflix. Ecco, scoprire l'esistenza di una piattaforma Kidflix, no? È proprio orecchio, capisci cosa cita. È stato qualcosa di veramente disgustoso. Il nome che si ispira a un'altra piattaforma di contenuti on demand, Netflix, utilizzata per la riproduzione on demand di contenuti multimediali a carattere pedopornografico raggruppati per categorie. La Procura e la Polizia di Monaco di Baviera ha eseguito ieri ben 79 arresti. Poi c'è questo sempre l'ANSA, individuato anche un sito nel dark web denominato Wikipedo, dedicato esclusivamente al mondo della pedopornografia, con tanto di manuale di istruzioni per il pedofilo. L'operazione si chiama, l'operazione che ha portato all'arresto di questi mostri si chiama Stream ed è stata, come ho detto prima, dal centro del contrasto della pedopornografia coordinato dalla Procura di Napoli. Questo è quello che viene dalla cronaca. Noi andiamo avanti, se volete intervenire le linee sono aperte, e poi naturalmente anche il servizio WhatsApp. La Camera Ardente sto consultando l'ANSA, la Camera Ardente di Sor Paola in Campidoglio, venerdì funerali a Roma. Se non ricordo male era la suora tifosissima della Lazio. Stalking ai danni di Bortuzzo, condannata a 1 anno e 8 mesi la Selassie. La tripla via dell'Unione Europea contro i dazi di Trump: negoziare, rispondere, diversificare. Borse europee in rosso, ma non crollano, colpiti lusso e tecnologia tengono le auto. Qui siamo, diciamo, sono sempre sul quadro delle notizie di prima, sempre l'incidente alla sciatrice Brignone, poi sinodo della CEI, scontro su gay, donne e trasparenza, salta il documento finale, tutto rinviato, necessario un ripensamento globale.
Dazi, Meloni convoca una task force a Berlino, impatto simile all'invasione russa, questo era quello che avevamo già visto prima. Ventenne americana muore dopo un pranzo al ristorante, era allergica agli anacardi, incomprensione linguistica. Delitto Sula, tracce di sangue nella casa di Samson, l'ipotesi di una trappola. L'avvocata, c'è una telefonata, comunque vi segnalo, ecco i 3 segnali che devono far capire a una donna quando fuggire. Intanto c'è una telefonata, pronto? La parola chi ce l'ha? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno Pellegrini, sono il famigerato Mario D'Arieti. Allora, Famigerato. vede Pellegrini, c'è un'ipocrisia in tutta la stampa, no? A parte le frasi gravissime che ha detto, non so se lei ha letto, se l'ha letto il mitico Sammy Varin, la risposta che ha dato il compagno Cazzullo a un ascoltatore, a uno che gli ha mandato una lettera, dicendo per fortuna che ci sono delle elite in Francia che possono eliminare Marine Le Pen. Cioè, praticamente hanno buttato la maschera, cioè praticamente implicitamente detto che quella è stata una sentenza politica. Quindi l'establishment, per fermare i cosiddetti populisti, può usare qualsiasi mezzo, anche eliminarli da una corsa democratica elettorale. Vabbè, da un Cazzullo qualsiasi, nomen omen, capisce? Uno che si chiama con quel cognome posso dare questi giudizi qua. Ma quello che io mi scandalizzo, e volevo sapere anche il suo parere, è l'ipocrisia sui dazi di Trump. Ma Trump magari sarà pure un po' grossolano, un po' cafone, tutto quello che volete, ma non è un politico, è un mercante. Questi dazi lui spara 100 e l'ha dimostrato anche nel primo mandato per avere 50, poi si siede e tratta all'infinito. Tratta all'infinito. L'unico con cui ha un osso duro con cui trattare, che si sta rivelando un osso duro, è Putin. Ma Putin viene anche da 13 anni di KGB, era il capo del KGB in Germania Est. Lì ha trovato un osso duro. Ma perché tutta questa isteria? Praticamente la Meloni dovrebbe andare a uno scontro con gli Stati Uniti, cioè con una grande potenza. Dice, manco gli avessero detto, non so, vai allo scontro con Lussemburgo. Quello fa i dazi, va bene, per poi trattare. È talmente chiara, palese. Io sono sicuro, mi ci gioco con lei una cena di pesce, che è la più cara di tutti, una cena da 200 euro, se io la richiamo qui al mese di giugno, fra 2 mesi questi dazi non ci saranno più o saranno completamente limitati. C'è tutta questa isteria che c'è in giro, io non la capisco, non ci sto capendo, proprio veramente siamo in mano a un mainstream vergognoso. Un suo parere. Politica prevalentemente. Stavo dicendo a Mario D'Aletti, sì, avevo detto che non dovevo manipolare io il microfono, scusa, mi sveva. No, dicevo a Mario D'Arieti, non vincerebbe la cena perché penso anch'io che il clamore che c'è adesso sia strumentalizzazione politica e che poi l'economia il mercato farà il proprio corso. C'è un'altra telefonata, pronto? Ciao Pellegrini, sono Marco da Mantova. Ciao. Allora, tutti ce l'hanno con Trump semplicemente perché sta rovesciando la globalizzazione come l'abbiamo vissuta praticamente da 30 anni a questa parte. E chi ovviamente ci ha guadagnato da questo tipo di globalizzazione è semplicemente furibondo. Ma quello che spinge Trump a questa chiamiamola rivoluzione o controrivoluzione, semplicemente è che la globalizzazione come l'abbiamo vissuta ha distrutto gli Stati Uniti, ma sta distruggendo anche l'Occidente. A me è capitato recentemente di sentire anche stamattina alcuni interventi di Alberto Bagnai ad alcune trasmissioni televisive e Bagnai lo spiega chiaramente. L'Europa effettivamente ha un surplus commerciale con gli Stati Uniti di 500 miliardi
Nessuno ha un surplus commerciale con gli Stati Uniti così elevato. E di questi 500 miliardi, 400 sono dalla Germania. Quindi questo cosa vuol dire? Quando Trump applica i dazi del 20%-25%, lo fa soprattutto sulle auto tedesche, che effettivamente stanno distruggendo il mercato, hanno distrutto il mercato americano. Infatti Trump è stato eletto soprattutto dagli operai, quelli che con la globalizzazione si sono visti portare via i posti di lavoro perché la produzione è andata all'estero oppure arriva con un euro svalutato proprio da questo continente. Quindi poi c'è un problema riguardo l'Italia, quindi noi non dovremmo essere colpiti particolarmente. Ti spiego brevemente il perché e poi chiudo. Perché noi produciamo delle merci che sono di alta qualità, si rivolgono ad una fascia elevata di popolazione. Uno che spende 60-70 euro per una bottiglia di vino non ha problemi a spenderne 65 o 75 perché i soldi li ha. È la classe piccolo borghese o i salariati che non comprano prodotti italiani e comprano i prodotti spazzatura che vengono dagli Stati Uniti. Ci sarà un effetto a breve termine entro l'anno e un effetto a lungo termine. A breve termine non ci saranno effetti per l'economia italiana. A lungo termine, nel frattempo, si vedrà come andranno le vendite. L'industria italiana, la produzione italiana troverà il modo di rivolgersi ad altri mercati. Questo è quello che dicono vari economisti. Comunque, siccome tu più tardi sentirai un economista, puoi sempre fare queste domande a lui, che eventualmente o mi confermerà quello che ho letto io e ho sentito io in questi giorni, oppure mi smentirà. Spero comunque di non essermi sbagliato. Ciao, grazie. Grazie Marco, purtroppo devo chiudere velocemente, volevo dire, corretto quello che dice, cioè, sul fatto del marchio. Il marchio è una salvaguardia. Quello che bisogna capire è il numero dei settori interessati. Ne parleremo con Andrea Roppa. Grazie anche a Marco per il suo intervento. Stop, assolutamente. Il 5 e 6 aprile, nella Fortezza da Basso di Firenze, si terrà il Congresso federale della Lega. L'evento inizierà sabato alle ore 14 e domenica alle ore 9. Radio Libertà trasmetterà la diretta con collegamenti, commenti e ascolteremo le vostre opinioni. Partecipa anche tu. Seguilo con noi. Il 5 e 6 aprile, Congresso federale della Lega. Ascoltiamo l'Italia. Realizziamo le idee.
Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. È un comune operaio di un cantiere edile, ma quando la figlia del suo capo viene rapita, dovrà utilizzare tutte le sue abilità da ex-marine. Jason Statham torna al cinema il 10 aprile per sconfiggere una pericolosa organizzazione criminale. Dal regista di Suicide Squad e The Beekeeper è Working Man. Dal 10 aprile al cinema. Quando ero bambina, mia madre mi ha insegnato a fischiare, perché quando fischia è il cuore che canta. Provate a fischiettare, cantate un po' di più. Specchio servo delle mie brame, chi è la più bella del rame? Biancaneve. Disney presenta. Trovate Biancaneve. Ci divertiremo tanto! Ho avuto lo stesso pensiero. Qualunque sia A marzo, la scelta in mano mia e quella poi la fiaba si rivelerà. più amata di sempre sta arrivando. Da che parte devo andare? Disney Biancaneve. Dal 20 marzo, solo al cinema. Arriva al cinema il nuovo documentario su Pino Daniele, uno dei più amati maestri della musica italiana. La vittoria di un popolo e di un sud che si fa valere. Con 31 canzoni originali e un inedito. Pino, diretto da Francesco Lettieri. Evento speciale al cinema, 31 marzo, 1 e 2 aprile. Il premio Oscar Robert De Niro Hai preso una strada molto pericolosa. interpreta il duplice ruolo di Frank Costello e Vito Genovese. Ma perché non le abbiamo mai prese prima? Diretto da Barry Levinson. Che è successo? Dai creatori di Quei bravi ragazzi, Bugsy e The Irishman. Ho chiuso. Di Alton Heights, i due volti del crimine. Dal 20 marzo al cinema. Allora, eccoci di nuovo in diretta. Tra poco sentiremo Giorgia Latini per questo voto in commissione all'unanimità, Commissione Cultura, e l'approvazione anche del Consiglio dei Ministri per la diffusione del Cantico della Creatura in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Allora, fatemi vedere se ci sono ancora interventi. No? Allora, per il momento, allora vado avanti. Aspettando che si liberi il telefono, un piccolo aneddoto. Avete sentito oggi il genetriaco di Miguel Bosé. Quando si parla di haters, Sveva, lo sai, no, sappiamo tutti, e sembra che siano nati con i social. No, è la natura umana che è nata con la natura umana, con l'uomo. Perché credo fosse il 1976, Miguel Bosé, se non sbaglio, posò per un servizio, credo, su Sorrisi Canzone TV. In questo servizio era torso nudo con la canna dell'acqua lì, come si dice, insomma, si bagnava, eccetera, e ragazze impazzite, eccetera, eccetera. Una famosa giornalista, che potrebbe essere stata Camilla Cederna o Natalia Aspesi, si disse che lei tutto sommato non vedeva tutti questi bicipiti, non vedeva tutta questa sensualità. Raccontò anni dopo che fu subissata da lettere con minacce di morte. Cioè, sto parlando di 50 anni fa, 49 anni fa, credo fosse 1976, poteva essere addirittura anche 1975. Quindi 50 anni fa ma le donne poi, che dovrebbero essere magari quelle meno aggressive, meno violente, disse che fu subissata di insulti, di minacce di morte, insomma di quello che si legge ordinariamente nei social. Quindi il problema non è che le persone si imbruttiscano con i social. Sono convinto che il problema è che si mettono in rete, perché una volta il cretino, dalle mie parti si usava il termine mona, no, c'è dappertutto. Attenzione che tante volte siamo noi il mona della situazione, non è che nessuno escluso, ma solitamente nella struttura di comunicazione che c'era un tempo, vale a dire la famiglia o il bar, il famoso famigerato bar, quando uno diceva una stupidaggine o quando uno era proprio un cretino, sentivi dalle mie parti tasimona, me lo sono sentito dire anch'io, Cioè, questo significava che o il mona in sera tale veniva isolato, oppure se tu, ma non essendo mona, uso questa parola
apposta, ma che può essere con varie letture più o meno volgare, ma non sei mona, ma hai detto una monata, per usare il linguaggio piano, te ne rendi conto perché gli altri te ne fanno, ti fanno rendere conto che hai detto una stupidaggine. Invece la rete, se uno, usiamo il termine, se un cretino dice una cretinata, trova, come se fossero in collegamento tutti i bar del paese, tutti i cretini del bar del paese che condividono il suo essere cretino, e quindi il cretino si sente in compagnia, si sente forte, non si sente isolato. Non solo, la persona che non è cretina ma ogni tanto dice la cretinata, io dietro il microfono e non so quante volte, spero di rendermene conto, mi va bene se qualcuno me ne fa rendere conto. Se io dico una cretinata e altri che dicono una cretinata come la mia dicono: beh, aspetta, no, se lo dice lui, 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 tutto sommato forse non è una cretinata, e dico che una persona, tra virgolette, normale, che ha detto una cretinata, si mena avanti di aver detto una cretinata. È la rete che è il grosso del problema. È difficile scalfirla. Allora, chiacchiere per aspettare che si liberi dal... vediamo se dovrei averti dato il numero giusto, perché sapete, ogni tanto succede che le cose non vadano. Vediamo. Allora, no, era solo per controllare di averti dato il numero giusto. Sei libero? Allora, togli, metti un jingle, così. Allora, dovrebbe partire. Ecco, arriva, vediamo. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Allora, vi ho detto, parleremo del Cantico dei Cantici qualche minuto per, sapete, è la fascia oraria più delicata per acciuffare, per interpellare un parlamentare, perché ci sono lavori d'aula, perché perché l'aula di Montecitorio, quella di Montecitorio ci sono stato, il Senato no, mi ricordo un po' tanti anni fa, ma comunque mi ricordo che c'era le difficoltà del campo, mancava il campo, dentro Montecitorio problemi, ve l'ho già detto altre volte, perché magari in altre fasce orarie per il parlamentare è più semplice magari uscire, trovarsi fuori, cose di questo genere. Vediamo insomma qualche istante di pazienza, perché comunque parliamo di un tema bello, no? Abbiamo parlato di pedofilia, poi parleremo di dazi, giustamente, seriamente anche, però parlare del Cantico delle Creature, per me per motivi personali, ma anche sono convinto di quello che dico, e poi si tratta di un provvedimento che è stato approvato in Commissione Cultura, appoggiato dal governo, e che quindi andrà a buon fine. E si tratta di un progetto divulgativo, quindi non può che essere positivo in sé. Cioè parte da un movente positivo. Trattandosi del Cantico delle Creature, per quanto mi riguarda, è ancora più meritorio, perché ve l'ho detto, c'è l'incanto, la scoperta, l'insegnamento che ti dà il Cantico delle Creature a seconda del periodo della tua vita in cui tu lo legga. Appunto è stato approvato all'unanimità in commissione questo provvedimento per diffondere il Cantico delle Creature in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Si tratta del primo poema in volgare di cui si conosca l'autore, e quest'anno cade l'ottocentenario, sono 800 anni. Dato Francesco poi è morto nel 1226.
Pietro di Bernardone, se non ricordo male il suo nome. Vediamo se riusciamo tra poco ad avere in tempi, vediamo un po'. Allora, Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sono le lodi, la gloria, l'onore e ogni benedizione. A te solo, Altissimo, si addicono e nessun uomo è degno di menzionarti. Lodato sì, mio Signore, insieme a tutte le creature, specialmente per il Signor Fratello Sole, il quale è la luce del giorno e fu tramite lui ci illumini, e tu tramite lui ci illumini. È bello e raggiante con grande splendore, e di te, Altissimo, porta il segno. Lodato sia, mio Signore, per sorella luna e le stelle, in cielo le hai create chiare, preziose e belle. Lodato sia, mio Signore, per fratello vento, per l'aria, per il cielo, per quello nuvoloso e per quello sereno, per ogni stagione tramite la quale alle creature dai sostentamento. Lodato sia, mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile e umile, preziosa e pura. Lodato sì, mio Signore, per fratello fuoco, attraverso il quale illumini la notte, egli è bello, giocondo, robusto e forte. Lodato sì, mio Signore, per nostra sorella madre terra, la quale ci sostiene e ci governa, produce diversi frutti con vari variopinti ed erba. Lodato sì, mio Signore, per quelli che perdonano in nome del tuo amore e sopportano dolori e malattie. Beati quelli che li sopporteranno serenamente, perché da te, Altissimo, saranno incoronati. Lodato sì, mio Signore, per la nostra sorella morte corporale, dalla quale nessun uomo che vive può scappare. Guai a quelli che moriranno mentre sono in peccato mortale. Beati quelli che troveranno la morte mentre rispettano la tua volontà. In questo caso la morte spirituale non farà loro alcun male. Lodate e benedite il mio Signore, ringraziatelo e servitelo con grande umiltà. Quindi io ho detto personalmente tre chiavi di lettura, quella diciamo più da bambino, insomma, quella quindi dell'incanto, poi quello della scoperta da adolescente e poi quello dell'insegnamento da adulto. Allora vediamo se non siamo riusciti. Allora facciamo così, Sveva, io direi di passare, che a tempo non aspetti tempo, sperando di avere Giorgia Latini, di andare ai genetriaci, e quindi così chiedo scusa agli ascoltatori perché non si dà l'immagine di efficienza, ma sono gli inconvenienti della diretta, come diceva De Curious, e quindi possiamo, credo, passare al Segui la Lega. Io intanto spero di essere riuscito comunque a dare una lettura dignitosa. Era un po' che non leggevo, per me sono versi, io all'epoca li ho letti proprio nel volgare. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore e onne benedizione. Laudato sia, mio Signore, con tutte le tue creature, specialmente Messor lo frate Sole, lo quale iorno e t'allumini noi per lui, e tellu e bellu e radiante con grande splendore. De te Altissimo porta significazione. L'ho fatto anche per cioè è sbagliato il principio, ma l'ho fatto anche perché proprio avevo tanta voglia di leggerli. Mi sono permesso, visto l'occasione, di leggere a voce alta, e spero di non aver fatto di non aver fatto una cosa sgradita a chi ha l'ascolto. Allora, invece, andiamo assolutamente in qualcosa che fa parte del quotidiano, della radio e di questa trasmissione come delle altre, vale a dire il Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
Eccoci, siamo su Lega Online, scritto legaonline.it. Quante cose si possono fare da questo sito? Innanzitutto a seguire la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana. Poi per esempio potete firmare per sostenere le forze dell'ordine. Difendiamo chi difende gli italiani. Raccolta firma a sostegno delle forze dell'ordine, delle proposte Lega nel DDL sicurezza. Quindi questo è una partecipazione sempre al loro fianco per la nostra sicurezza. Quindi la possibilità di partecipare a un'iniziativa come questa. Poi abbiamo il calendario delle feste, naturalmente molto importante, e poi abbiamo l'iscrizione, lo potete fare appunto anche da questo sito, molto facile, molto semplice, si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno che vi sia la necessità di essere iscritti a PayPal. Quindi il codice fiscale, gli altri dati richiesti e infine vi verrà recapitata la maggiore per via postale, ma se di mezzo ci sono poste italiane, io personalmente mi permetto di consigliare i più calorosi, significativi, penetranti e forti gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e a tutti i sessi previsti, ma anche a quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega, Salvini Premier. Poi entriamo nel momento di autodeterminazione civica, il 2 per 1000, è una scelta questa, il D43 nel tuo 2 per 1000 nella dichiarazione dei redditi. Intanto è una scelta che non vi costa nulla, cioè proprio niente, basta scrivere D43, proprio quei soldi lì sono già dello Stato. Noi però con la nostra scelta possiamo indirizzare la spesa dello Stato di quei soldi che sono appunto previsti, quella percentuale prevista. Questo naturalmente è un redazionale della Lega, quindi noi veramente il D43 lo dedichiamo col cuor felice. D di Domodossola, 4 i Cavalieri dell'Apocalisse, 3 il numero perfetto. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43, non ti costa nulla. E infine abbiamo le apparizioni radio-televisive di loro, gli eroi della Lega, i suoi politici. Abbiamo questa sera alle 20:38, potete auscultare l'europarlamentare Anna Cisent a Rai Radio 1, 20:38 in punto. Sempre questa sera, ma in TV, quindi potrete vedere e auscultare un'altra europarlamentare, Silvia Sardone, dritto e rovescio. Siamo su Rete 4. E poi invece se vi spostate sulla più tardi, cioè alle 23:30, 3/4 d'ora dopo, vi spostate sulla terza camera, vale a dire su Porta a Porta di Bruneo, come lo chiama dallo spia Vespa, troverete il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio, Riccardo Molinari. Poi abbiamo domani, questi sono gli appuntamenti di oggi. Domani avrete alla mattina alle 8:30, potrete vedere e ascoltare il segretario della Lega Lombarda, nonché presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama, nonché voce storica per anni di Radio Padania, dell'allora Radio Padania, vale a dire Massimiliano Romeo, dove ad Agorà, Rai 3, trasmissione storica di Rai 3. E ancora Riccardo Molinari domani alle 9:30, ora presta, ma non più antelucana, dopo il cambio orario, no, non è antelucana, 9:30, come solitamente lo è per chi vi parla. Potrete vedere e ascoltare Riccardo Molinari, il capogruppo dei leghisti a Montecitorio. La rubrica si chiama Start, l'emittente Sky TG24, Riccardo Molinari.
e mi sembra che con questo abbiamo chiuso. Allora, aspetta, per la festa della Lega, sai cosa facciamo adesso? Mi cerchi un Angelo Branduardi, che io già adoro, ballo in fa diesis, perché ballo in fa diesis è tratto da una villotta friulana. Sono queste ritornelli che li avete, Sveva. Persino noi barbari avevamo. Tra l'altro io preferisco farvi sentire Angelo Branduardi, ormai quasi quasi andiamo avanti fino alle, vediamo se ci sono anche, se volete intervenire siete liberi di farlo, naturalmente come sempre, ormai andiamo appropinquiamoci, quindi ti chiedo al volo di operare una variazione rispetto a quello che magari avevi previsto per le 14.30. Mettiamo il ballo in fa diesis. Allora, perché ho scelto Branduardi? Innanzitutto perché non mi ricordo il nome originale della villotta friulana, perché non so perché mi viene sempre in mente Spissigule e Mignigule, e la mia compagna mi prende sempre in giro perché ha un titolo preciso. Ma poi il motivo è che la villotta originale è un aggancio, secondo me, tra i rischi della moderna tecnologia, le app, il dark web e i rischi che c'erano nei tempi antichi. Perché se io vi facessi ascoltare l'originale, la villotta friulana, diciamo che sarebbe istigazione al suicidio, perché cioè, porta con sé una tristezza, una malinconia, un senso di dissoluzione, di fine del mondo, di fine totale, unica, solo che il friulano può capire, secondo me, e quindi la metà di me lo può capire, e l'altra metà di me, quella veneta, può prenderla in giro. Mentre la metà friulana la prende terribilmente sul serio e ama molto la composizione originale, ma è meglio tenerla chiusa nel cassetto, perché potrebbe anche portare seco conseguenze pericolose. Sto scherzando, ma fino a un certo punto. Vediamo se ci sono aggiornamenti sul fronte. Mi dispiace non avervi portato Giorgia Latini per questa bellissima iniziativa. Ricordo, approvato in Commissione Cultura, di cui lei è vicepresidente a Montecitorio, e dal governo il provvedimento per diffondere il Cantico delle Creature in tutte le scuole di ogni ordine e grado in Italia, in occasione appunto degli 800 anni dalla pubblicazione di questo importante opera, che ha anche un valore letterario e non solo filosofico o religioso. Volevo leggerveli prima perché abbiamo parlato appunto i femminicidi. Ci sono Lucia Sciamanna, che ha scritto un libro, 100 motivi per non riaprire un narcisista, e indica 3 segnali, 3 situazioni nelle quali non incappare se volete evitare rischi. Sono 3 situazioni chiaramente suggerite alle donne. Allora, numero 1, quando un uomo esercita il controllo a distanza, quella non è una dimostrazione d'amore. E questo quindi è chiaro. Chi vi controlla, insomma, niente da fare, non è amore. Numero 2, quando l'uomo che è accanto a voi vuole farvi sentire inadatte, vi sminuisce, in una parola vi manipola. E poi ancora, la manipolazione è subdola, ma colpisce nella maniera più violenta. Numero 3, davanti a un uomo violento con il quale abbiamo chiuso, non dare mai una seconda possibilità o un ultimo appuntamento, spesso si rivela letale, quindi evitate gli uomini violenti. Se vi siete incappati in loro, evitate l'ultimo appuntamento, ricapitolando. Poi evitate chi vi disprezza, cioè state attenti con chi vi disprezza, chi è violento e poi vi chiede no, dammi l'ultima possibilità, evitate, perché purtroppo i casi, la statistica, questo
diciamo, non ho i numeri precisi, però in tanti casi succede proprio questo. E poi anche chi vi controlla continuamente, dove sei, cosa fai, vi telefona, eccetera, eccetera. Questi sono 3 segnali che vi devono far drizzare le antenne, secondo questa esperta che si chiama Luana Shaman. Stop! Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno Sammy, buongiorno cari amici di Radio Libertà. Oggi voglio parlarvi del nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. A che cosa serve Bronco Free? Serve per tutti
tutti i processi alterati delle vie respiratorie. Avete presente quando abbiamo quel senso di pesantezza sullo stomaco, quando sentiamo che abbiamo la tosse secca, oppure quando abbiamo quella fastidiosissima tosse grassa che non ci fa dormire la notte, e il nostro medico ci prescrive un mucolitico. Broncofree è un mucolitico perché contiene una bacca gli enzimi litici che aiutano proprio a fluidificare il carro, favorirne l'espettorazione e riuscire veramente a uscire molto più facilmente da tutte le problematiche respiratorie che noi abbiamo, soprattutto in questa stagione. Io rivolgo anche a chi è fumatore, quindi deve convivere tutto l'anno con la tosse. Broncofree è la soluzione ai vostri problemi. Io oggi voglio farvi un'offerta straordinaria. Broncofree potete trovarla anche su un flacone a 24 €, in questo caso ci sono le spese di trasporto, ma la grande offerta oggi per voi è questa: 3 flaconi di Broncofree a 59 €. E siete solo di libertà. Voi non pagate la spesa di trasporto. E se aggiungete, dicendo sentite una pubblicità che ha fatto Miriam stamattina in radio, avete anche un omaggio da parte mia. È davvero Broncofree la soluzione a tutte le problematiche respiratorie. Pensiamo anche ai nostri bambini, ai nostri nipotini, li accompagniamo a scuola e il giorno dopo tornano sono già pieni di tosse, pieni di raffreddore. Ecco, in tutte queste situazioni Broncofree. All'interno trovate un bugiardino per capire bene come si utilizza. Vi ricordo che è senza glutine e senza lattosio. Come fare per prenotarlo? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408. Vi aspetto, ciao a tutti. Eccoci, allora chiediamo ancora scusa, non siamo riusciti a completare, a dare congrua attitudine e realizzazione al qui Parlamento per parlare del Cantico delle Creature, che sarà diffuso nelle scuole di ogni ordine e grado. Ma adesso passiamo a un altro argomento, molto all'ordine del giorno, i dazi di Trump, ehm, come tanto stiamo vedendo, vi leggevo le notizie, diciamo la borsa per esempio ha perso ma non è crollata, quindi gli addetti ai lavori suggeriscono prudenza, chi naturalmente dà una visione politica da una parte dall'altra enfatizza, e noi ascoltiamo un addetto ai lavori come Andrea Ropa, con lui anche, non so se l'abbiamo anche in collegamento, perfetto, allora con lui anche vi ho dato notizia molto interessante, i 200 milioni stanziati dal governo per entrare nel capitale di Nucleo, cioè in pratica si sta creando una filiera nucleare, quindi si guarda al futuro. E poi ci sono tutti quei dati Istat sul lavoro, sulla natalità, sull'aspettativa di vita, per dare un quadro, cioè il quadro a un paese che si appresta ad affrontare la questione dei dazi e anche il nucleare che fa parte di un ritorno al futuro, perché fino agli anni 70 l'Italia era il secondo produttore di energia nucleare al mondo, se non sbaglio. Intanto fatemi dare il bentornato a Andrea Ropa di QN. Bentornato Andrea, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e bentrovati. Allora, la notizia, quella diciamo vera e propria importante, è quella che hai dato ieri o l'altro ieri su questo stanziamento, la filiera nucleare, insomma. Però non posso esimermi, avendo al telefono, al microfono, un esperto come te, una tua opinione sui dazi. Io, raccogliendo un po' gli elementi, ho letto che gli esperti, gli addetti ai lavori sono prudenti. Poi ho detto le letture politiche, chi è contro Trump enfatizza i danni, chi è a favore di Trump minimizza. So che nel Veneto per esempio c'è preoccupazione, perché Zaia ha detto sono una sciagura, Luca Zaia, non è il primo che passa per strada, però ha detto bisogna trattare, bisogna trovare il modo, non bisogna andare al muro contro muro, perché per esempio i produttori di Prosecco sono molto molto preoccupati, però appunto i problemi nascono anche per essere risolti.
Poi c'è anche il fatto del marchio, si dice comunque il marchio italiano può puntare anche sulla sua insostituibilità, per cui scaricheranno gli importatori i soldi dei dazi, li scaricheranno sugli acquirenti, sui clienti. Questo è un altro aspetto. Poi la ricerca di nuovi mercati. Leggo insomma un quadro particolarmente articolato. Allora, tu cosa ne pensi, per sommi capi, Andrea, di questi dazi e di come si sta sistemando, approntando la replica, la reazione? Allora, Pierluigi, guarda, per quello che mi riguarda, le letture politiche mi interessano, diciamo così, relativamente. La lettura che tenterò di fare io sarà una lettura prevalentemente di carattere economico. È chiaro che i produttori di Prosecco veneti e in generale la manifattura italiana, che vede negli Stati Uniti il suo secondo mercato per l'export dopo quello tedesco, hanno ragione ad essere preoccupati e lo confermano anche le cifre. Insomma, noi probabilmente da questi dazi annunciati ieri da Trump perderemo 3 decimi di punto di PIL e forse anche qualcosa di più. Però, come dire, a una lettura più complessiva dobbiamo anche valutare altri parametri. L'Europa, che Trump ha definito prima parassita, poi scroccona, ieri sera patetica, in fin dei conti ha portato a casa un dazio del 20% che è comunque notevolmente inferiore a quello della Cina, che è il 34% più 20% già presente, quindi oltre il 50%, quindi inferiore a quello del Giappone, che è il 24%, dell'India al 26%, di Taiwan al 32%, della Corea del Sud al 25%, quindi in qualche modo un dazio del 20% su talune merci che sono merci particolari, sono in qualche modo gioielli del Made in Italy o comunque dell'agroalimentare, possono in qualche modo sì, certo, impattare sul mercato statunitense, ma non è detto che questo possa in qualche modo essere azzerato, prima di tutto. Secondariamente, i dazi, di solito la storia economica ci insegna che tendono a ritorcersi contro chi li ha fatti. Quindi non conosco nella storia politiche protezionistiche che abbiano avuto un qualche tipo di successo, quindi probabilmente si tratta di una fase temporanea, tutto questo, anche perché poi abbiamo la possibilità in qualche modo, sia come Europa, sia unilateralmente come Italia, ma più facilmente come Europa, di reagire a questi dazi in 2 modi sostanzialmente. L'uno è sulle merci, dove noi siamo chiaramente soccombenti, perché l'export-import nei nostri confronti per quello che riguarda le merci con gli Stati Uniti è nettamente a favore dell'Italia, però possiamo reagire anche per quello che riguarda invece un altro corno, un altro fronte importante, che è quello delle grandi società digitali, per esempio tassando le royalties delle grandi società del web tipo Google, nei quali invece l'interscambio con gli Stati Uniti sui servizi dunque è molto a favore degli Stati Uniti. Quindi non è detto che l'applicazione di questi dazi che Trump parla della dichiarazione di indipendenza economica, non è detto che la sua dichiarazione di indipendenza economica si tramuti in vantaggi e basta per quello che riguarda gli Stati Uniti. Questi vantaggi possono essere, soprattutto con delle contrattazioni anche a livello europeo, possono essere fortemente calmierati per quello che riguarda gli Stati Uniti. Quindi certo sì, la preoccupazione indubbiamente sarebbe da sciocchi non essere preoccupati, ma c'è modo di reagire e c'è modo anche addirittura per i più ottimisti di vedere in questo tipo di mossa anche un pungolo per l'industria europea, italiana in maniera particolare, a ricercare dei nuovi mercati. Bene, esporteremo meno negli Stati Uniti, vorrà dire che approfondiremo il rapporto con altri mercati che sono ugualmente importanti, il mercato dei paesi in via di sviluppo, dell'India, del Brasile, di tanti altri paesi con i quali il nostro interscambio in questo momento magari è scarso e potrebbe diventare invece potrebbe sicuramente diventare maggiore. Quindi anch'io sono per avere una posizione di cautela. Prima di tutto aspettiamo di capire quali saranno
quale sarà la risposta dell'Europa, che dovrebbe arrivare entro la fine di aprile, dicono i francesi, forse qualche settimana più in là. Vediamo quali saranno le risposte dell'Europa e vediamo come il mercato si accomoderà a questo tipo di risposte. E poi vediamo se davvero è tutto male oppure se c'è dentro anche qualcosa che in qualche modo può rappresentare un segnale anche positivo, tutto sommato. Facciamoci la testa solo quando ce la siamo rotta, vediamo come evolvono le cose. Ecco, volevo chiederti, dal punto di vista concettuale, chiaramente Trump fa gli interessi o pensa di fare gli interessi del proprio paese, ma secondo te è un ritorno al passato, a una situazione, lo diceva anche il nostro ascoltatore in un suo intervento, a una situazione di pre-globalizzazione, no? Nel momento in cui la globalizzazione ha creato una struttura dove spesso abbiamo visto, correggimi se sbaglio, la finanza avere la prevalenza sull'economia e quindi tornare a una economia che era più sana, almeno secondo me, oppure in qualche misura tradisce quelli che sono i principi molto liberisti che caratterizzano gli Stati Uniti? Beh, allora, anzitutto non è così semplice fare un'equazione esatta fra liberismo e globalizzazione. Non è che la globalizzazione di per sé rappresentasse il liberismo assoluto dal punto di vista della dottrina economica. La globalizzazione è un fenomeno che sicuramente si è sviluppato a dismisura fino a qualche anno fa e che da qualche anno a questa parte, soprattutto con i budget nazionalistici che sono sparsi per l'Europa, ma in generale in giro per il mondo, del quale Trump peraltro è un esponente di spicco, questa strada, diciamo così, verso la globalizzazione che sembrava inarrestabile si è indubbiamente fermata. Ora, non è che ora al posto della globalizzazione ci sia una nuova era fatta di nazionalizzazioni, fatta di nazionalismi esasperati o fatta di un'economia protezionistica, questo no. Però indubbiamente non c'è dubbio che il quadro sociopolitico e anche economico rispetto ai tempi della globalizzazione spinta, che sono fino a 5 anni fa, diciamo sicuramente fino a prima della pandemia, è chiaro che ora il quadro è profondamente diverso e si sta evolvendo verso uno scenario ancora diverso, uno scenario che tiene in considerazione come vi possano essere da parte dei singoli stati un maggiore interesse verso una politica nazionalistica piuttosto che a un modo di considerare il mercato come uno unico, globale, come il mondo un unico mercato. Quello ovviamente sì. Andrea, una considerazione un po' vaga, però ci tengo a esprimerla. La globalizzazione, il predominio dell'economia e della finanza ha ucciso la politica, cioè la democrazia. Mi spiego con parole mie, come si dice. Fino agli anni 90, nel secondo dopoguerra, il rapporto tra stati era governato dalla forza, dall'esercito, non potendo lasciare in mano all'esercito il governo di uno stato, perché significava andare incontro allo scontro e quindi alla fine governava la politica, che controllava la forza. E abbiamo avuto fino agli anni, e non a caso abbiamo avuto fino agli anni 90 grandi protagonisti della politica. Io amo sempre, siccome ho un po' di sangue francese, Mitterrand, ma anche Craxi è stato un grande politico, De Gasperi lo è stato, Aldo Moro, insomma, e poi Kohl, Adenauer, eccetera. La Thatcher, che a me è odiosa per quello che ha fatto, ma è stata una grandissima leader politica. Lo stesso Ronald Reagan, quanti ce ne sono stati di grandi, ma anche Kennedy, no? Ecco, a un certo punto abbiamo avuto un deterioramento. Non è che questa globalizzazione abbia fatto sì che ci sia stato un arretramento della politica sempre meno importante, quando è la finanza a decidere gli indirizzi di una società. Guarda caso, in questi anni cosa abbiamo? Allora, la Cina va bene, è la vecchia storia, loro non hanno opposizione. In Russia, se ti opponi, muori, Navalny e tutti gli altri.
In Turchia va un po' meglio, se ti opponi finisci in galera. In Europa, se non vai bene, non ti fanno votare come in Romania, se non vai bene, ti arrestano come in Francia. E poi non so quanti esempi potrei. Beh, io. Fammelo dire, perché io ci tengo. In casa mia, i 49 milioni della Lega sono una truffa politica, altro che truffa economica. Allora, questo addirittura no, direi di andare oltre la discussione sulle magistrature e sulle toghe, ma sul fatto che quel tipo di economia nata negli anni 90 ha accantonato la politica e quindi abbiamo una società che viene decisa in altre sedi. Sì, questo è un ragionamento che in gran parte condivido, Pierluigi, perché effettivamente non c'è dubbio che la politica negli ultimi decenni abbia fatto un passo indietro rispetto al mondo della finanza, in particolare dell'economia in generale. Questo non significa che prima l'economia non contasse, anzi l'economia ha sempre contato ed è sempre stato uno degli aspetti fondamentali nel decidere le guerre, nel decidere i governi, nel decidere le grandi organizzazioni internazionali, però non vi è dubbio che lo spazio della politica si sia ristretto rispetto a quello della finanza e dell'economia, che invece negli ultimi tempi si è allargato, e lo si è allargato in maniera, come dire, parallela allo svilupparsi della globalizzazione della quale abbiamo già parlato prima. Prima avrai notato che mi era venuto il sorriso sulle labbra quando parlavi di grandi personaggi e mi hai citato gente come Craxi e come Aldo Moro, che io e te abbiamo gli anni sufficienti per ricordarceli nella loro poltrona, e ricordo che a quei tempi invece venivano fortemente criticati e venivano considerati invece come personaggi che lavoravano esattamente al contrario rispetto a quello che era un progresso come lo si intendeva allora. Quindi grandi figure che indubbiamente di questi tempi non ce ne sono, perché non abbiamo delle altre Thatcher nel Regno Unito, non abbiamo più degli altri Mitterrand in Francia, dove c'è un presidente che ha preso il 20% dei voti ed è stato votato da meno della metà dei francesi, quindi sì e no, un francese su 10 ha scelto l'attuale presidente. E quindi questo tipo di personaggi non ci sono, e non ci sono anche perché appunto la politica ha fatto indubbiamente dei passi indietro nei confronti di un mondo della finanza, di un mondo dell'economia che è sempre più preponderante. Io credo che sarebbe salutare che ci fosse una soluzione di continuità in questo processo, cioè che la politica in qualche modo tornasse a contare un pochino di più, soprattutto quella politica che affonda le sue radici ben salde all'interno della democrazia, cioè non la politica dei dittatori o la politica di coloro che non rispettano le scelte degli elettori, ma la politica quella con la P maiuscola, quella per la quale le indicazioni dei cittadini sono i capisaldi per scegliere, per decidere il futuro di un paese. Certamente, fammi correggere, è chiaro che l'economia, insomma, il comunismo, la Bibbia del comunismo si chiama il capitale, quindi mi sono un po' spesso male, intendevo dire, diciamo, lo spostamento strategico dei poteri, ecco, ma mi hai risposto benissimo, nonostante la formulazione della domanda non fosse proprio riuscita benissimo. Ti ringrazio. Una parola, cominciamo a fare sul serio sul fronte del nucleare con questi 200 milioni stanziati a Nucleo, la notizia che hai dato tu sul tuo giornale ieri l'altro, credo. Allora, anche questo è un tema molto delicato. La parola giusta è cominciamo, nel senso che l'entità stessa del finanziamento pubblico in questa società che si occupa di realizzare dei reattori innovativi o comunque di quarta generazione, di terza generazione avanzata, se non quarta generazione in qualche modo, i 200 milioni investiti sono di per sé non sicuramente una cifra enorme, sono una cifra piuttosto limitata, però danno l'idea di una linea in cui questo governo ha definitivamente messo alle spalle le decisioni sciagurate che nei decenni scorsi ci hanno portato fuori dal mercato del nucleare in generale, dove noi eravamo leader, come tu dicevi prima, non solo a livello di produzione, quello un po' meno, ma soprattutto a livello di ricerca. L'Italia era
fino alla metà degli anni '80, almeno fino a Chernobyl, era sicuramente il paese europeo più avanti per quello che riguarda la ricerca sul nucleare, e due sciagurati referendum ci hanno tagliato fuori da quello che invece è stato un asset fondamentale per lo sviluppo di altri paesi, vedi la Francia per esempio, che tranquillamente continua a produrre energia nucleare e anche a vendercela, perché importiamo dalla Francia gran parte del nostro fabbisogno che arriva dall'estero. Dunque è sicuramente un segnale importante, perché è una scelta del governo molto chiara in una direzione che ovviamente negli anni a venire dovrà essere approfondita. Cioè non basta investire 200 milioni in una società per entrare col 10% in una società privata per poter dire abbiamo fatto delle scelte di un certo tipo sul nucleare. È comunque un segnale che si sta percorrendo una strada in una direzione precisa, e la direzione precisa non può che essere in qualche modo un ritorno al nucleare, che non è il nucleare degli anni '80, non è il nucleare delle super centrali tipo quelle di Chernobyl o tipo quelle che avevamo fatto noi a Caorso o a Trino Vercellese, ma sono centrali nucleari di nuova generazione con reattori piccoli, addirittura trasportabili su un container, che possono essere trasportati laddove c'è bisogno di energia, tipo nei distretti industriali laddove magari l'energia serve di più e manca. Il primo che mi viene in mente, penso io, è quello della ceramica qui in Emilia, dove per fare andare i forni serve una quantità enorme di energia e dove farebbe comodo trasportare una quantità ingente di energia. Quindi una direzione, una strada che si è scelto di percorrere e che deve necessariamente andare avanti, ovviamente negli anni a venire, perché non ci sono alternative a questo. Infatti mi aveva colpito, ne avevo dato conto anche ai ascoltatori, a modulo, ai componibili, quindi, e poi anche la casistica ci dice, tu facevi riferimento ai referendum tanti anni fa, la casistica ci dice che almeno in Europa incidenti non ne sono successi. Poi, come si dice spesso, l'Italia, la catena diciamo alpina, l'Italia del Nord è completamente circondata da centrali nucleari, quindi quei referendum sono stati veramente nocivi in tutti i sensi. Andrea, purtroppo abbiamo finito il tempo, io ti saluto, ti ringrazio, Andrea Ropa di QN, e a risentirci a presto. Grazie a voi, a presto. Allora andiamo verso la conclusione di questo punto politico. Togliamo pure la condivisione. Il punto politico, Pellegrin, sei vecchio. Il punto politico è morto sepolto da anni. Oltre la pagina Radio Libertà, perché mancava solo che dicessi il punto politico su Radio Padania, e quindi non c'era stato ancora il Covid, la guerra in Ucraina. No, c'era la TV a colori, e l'Inter aveva vinto la Champions. Allora, andiamo a chiudere. Solo un pensiero volante. Stavo pensando proprio, io andai a votare contro il nucleare da ragazzo. Sono andato a votare contro i magistrati, ho vinto, ma poi i magistrati hanno fatto quello che volevano. Sono andato a votare contro il nucleare e il nucleare invece ha perso. Quindi 1-1 X para al centro. No, dicevo che perché avevo paura se c'era il problema delle scorie radioattive, eccetera. Non mi pento di averlo fatto, l'ho fatto in buona fede e con convinzione. Non andavo mai a votare, quindi quelle poche volte, perché ci credevo, come appunto per i magistrati, per esempio. Stavo pensando questo, però, per seguire i capricci degli ambientalisti, l'Italia ha chiuso col nucleare, quindi l'energia costa di più, il lavoro costa di più, i prodotti costano di più, abbiamo meno concorrenza e noi operai prendiamo stipendi più bassi rispetto agli altri paesi. L'ambientalismo di questi, che fino all'altro giorno adesso è stato messo via, era la stessa cosa. Quante volte è stato detto, ma guardate che, perché io dicevo, anch'io ho aperto gli occhi, non abbiamo avuto il nucleare e siamo completamente circondati da centrali nucleari, quindi non averlo avuto cosa ci ha portato? Sicuramente non sicurezza. Volere assolutamente quello che volevano ultima generazione, no? Per l'inquinamento, ma l'Europa produce il 9, l'8% dell'inquinamento globale, quindi quei provvedimenti lì non mettono al sicuro il pianeta, e in compenso ci rovinerebbero dal punto di vista economico.
Ecco, la stessa cosa. I peccatori e il peccato rimangono sempre gli stessi. Basta, stop. Grazie a Sveva e grazie a voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Miau.